Approvato in nottata in Commissione Bilancio all'Assemblea regionale siciliana il maxi emendamento alla manovra correttiva che arriverà in aula la prossima settimana. Tutta la soddisfazione di Marco Falcone, assessore al bilancio, per il lavoro fatto in Commissione Bilancio e in un post che l'assessore regionale all'economia ha pubblicato sul proprio profilo Facebook intorno all'1 di notte. Passata la mezzanotte, conclusi i lavori in commissione, un selfie ci sta. Nel selfie si vedono i volti sorridenti dei deputati di maggioranza, ma anche dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, con in testa il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola e di Ismaele Lavardera, Sud chiama Nord. Non si intravede nessun parlamentare del Partito Democratico. Ricordiamo che ammonta a circa 800 milioni di euro la manovra finanziaria approvata in giunta regionale. Per il governatore Schifani, che ha spiegato la legge di stabilità 2024 nel corso di una conferenza stampa, la definisco una vera e propria finanziaria del governo Schifani, perché l'anno scorso, afferma il governatore, per una questione di tempi stretti e limitate disponibilità finanziarie, abbiamo dovuto varare una manovra avvalendoci di fondi statali in parte impugnati. Questa finanziaria, ha detto Schifani, invece poggia totalmente su fondi regionali, quindi ci mettiamo al riparo da impugnative sotto il profilo delle coperture. Ringrazio per l'impegno l'assessore Falcone, lavoratore per tutte le 24 ore, persona di grande competenza e lealtà. Il governatore ha poi evidenziato l'importanza dell'accordo raggiunto con lo Stato. Tanti governi ci avevano provato senza riuscirci, ma grazie alla concertazione con il governo Meloni siamo riusciti a raggiungere un risultato quasi storico. Quest'anno abbiamo avuto 300 milioni per l'anno prossimo, la cifra sarà di 350 milioni e via via aumenterà fino a 600 milioni fino al 2030, pari alla somma del maggiore contributo a carico della Regione alla spesa sanitaria. Schifani ricordiamo che ha parlato anche di una manovra con una chiara impronta politica, citando la norma per il contrasto alla disoccupazione, con misure senza precedenti per le assunzioni a tempo indeterminato, incentivando anche i giovani che hanno dovuto lasciare la Sicilia e rientrare. Questo governo, afferma Schifani, non creerà un solo precario, non nascerà mai alcuna cooperativa, anzi lavoriamo per chiudere la stagione del precariato.